c'è stato un calo di lavoro, non so, dicono che c'è ripresa, a me non sembra, ecco, magari solo mio. Chiude i battenti la pizzeria Trattoria ai Veneziani, il locale di Mogliano Veneto che era diventato un caso mediatico. Fuori della pizzeria era stato affisso un cartello, personale 100% italiano con tanto di bandiera tricolore, una scritta che aveva suscitato un mare di polemiche. A 7 mesi di distanza il titolare Giorgio Nardin ha deciso di vendere l'attività e forse anche quella scritta ha pesato negativamente. Le aveva nociuto? Inizialmente no, dopo nel tempo sì. Gruppi di persone che venivano non sono più venuti, un po' cercavano di evitarmi quando ci incrociavamo magari in piazza, addirittura ho avuto parenti che mi hanno tolto il saluto. Il cartello aveva suscitato anche il plauso dei leghisti Salvini e Calderoli che avevano promesso di passare a mangiare una pizza. Non li ho mai visti né sentiti, eccetto in quel periodo, insomma. Se l'aspettava? No, sinceramente, non me l'aspettavo. Che almeno fossero passati a bere un bicchiere di vino, pensavo. Nardin nel 2004 ha ottenuto il premio come pizzaiolo più buono d'Italia e nel 2006 del Veneto, grazie all'iniziativa Pizza e Cuore, che raccoglieva fondi per i bambini in Etiopia, Burkina Faso e Cambogia. Non sono un razzista e non c'è mai stata la volontà di discriminare nessuno, spiega il titolare, ma semplicemente di difendere un Made in Italy, non solo nella provenienza dei prodotti, ma anche dei lavoratori dell'attività. Ad oggi questo primato però non è più valido, visto che è stata assunta una donna romena per le pulizie. Nardin però non è pentito dell'iniziativa ed oggi lo rifarebbe. Lo rifarei, sì,